Benvenuti, oggi è domenica 1 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:14. La luna si leva alle 11:00 e cala a mezzanotte e 36. Oggi si celebra San Giustino, patrono dei filosofi. Il nome Giustino è il diminutivo di giusto, che deriva dall'aggettivo latino justus e significa probo, onesto. Il 1 giugno è la giornata mondiale del genitore ed è una celebrazione istituita il 17 settembre 2012 dall'Assemblea delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza della figura genitoriale nella vita dei bambini di tutto il pianeta. Dopotutto, come dichiarato dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, la famiglia è la prima e naturale istituzione responsabile della crescita e del benessere dei bambini. Il Global Day of Parents mira non solo ad omaggiare le mamme e i papà del mondo in quanto tali, ma punta ad offrire spazi di riflessione sull'evoluzione del ruolo dei genitori all'interno della società moderna. Compie oggi 29 anni Tom Holland, nome completo Thomas Stanley Holland, attore britannico diventato noto dal 2016 per il suo ruolo di Peter Parker Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Nel 2017 ha ricevuto il premio BAFTA alla miglior stella emergente, vincendo il Saturn Award per il miglior attore emergente per il film Captain America Civil War. Dalla metà del 2021 è legato sentimentalmente all'attrice Zendaya, conosciuta sul set di Spider-Man Homecoming. Buon compleanno anche al bolognese Donato Battaglia, in arte Dodi, che festeggia 74 anni. 48 quelli passati con i Pooh, storica band italiana alla quale si è unito appena 17enne. Tra i tantissimi riconoscimenti può vantare il titolo di miglior chitarrista europeo nel 1981. Infine auguri all'attore statunitense Morgan Freeman, che oggi spegne 88 candeline. Nell'elenco dei suoi film c'è solo l'imbarazzo della scelta. Citiamo Spasso con Daisy, Robin Hood, Le ali della libertà e Million Dollar Baby, per cui ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista. Nel cuore della nobiltà siciliana del XIV secolo, un potente nobile lottò contro gli invasori aragonesi per difendere la sua terra. Era Andrea Chiaramonte, il coraggioso conte di Modica, ma il destino fu crudele, la sconfitta lo attese dietro l'angolo. Tradito e condannato a morte il 1 giugno 1392 a Palermo, perse la testa. Con lui la stirpe dei Chiaramonte si estinse per sempre. Sapevate che i caricatori wireless per i nostri telefoni funzionano tramite corrente indotta? Stiamo parlando di quei caricatori che ci permettono di aumentare la carica del nostro telefono soltanto poggiandolo sopra una base elettronica. Questa infatti contiene una piccola bobina che genera un campo magnetico variabile di cui risentirà il nostro cellulare, ricaricandosi grazie appunto alla corrente indotta. Buona domenica ai 12, oggi la luna si congiunge a Marte, il leone è una luna focosa e molto passionale, tra l'altro in ottimo rapporto con Venere e col Sole, quindi una dolce manipolazione di questo Marte che agisce finalmente in una maniera gentile. Ariete è proprio il vostro pianeta coinvolto in questa dolcezza della luna, quindi oggi si può tradurre semplicemente come una lunga domenica di passioni. Toro, la luna congiunta a Marte sono in quadratura per voi, quindi siate calmi
cauti e soprattutto attenti a non urtare i sentimenti del partner. Gemelli, una giornata oggi veramente molto bella da un punto di vista passionale. Oggi riuscirete a fare mille cose, sarete iperattivi con gioia di vivere e vitalità. Cancro, la vostra luna oggi si arma, è un po' più belligerante del solito ed è un po' più assertiva. Non verranno meno le passioni, ma sicuramente dovrete lottare per fare comprendere meglio le vostre ragioni. Leone, luna congiunta a Marte oggi, coeforma ottimi aspetti sia col Sole che con Venere. Oggi sarà una splendida giornata e tutta la forza passionale intensa di Marte saranno dalla vostra parte. Vergine, una luna congiunta a Marte potrebbe farvi sentire un po' disattesi o soli in questa domenica in cui speravate in qualche risposta o assenso positivo. Pazientate. Bilancia, luna congiunta a Marte sono assolutamente vostri amici, ma durante questo passaggio dovrete fare attenzione a tutta una serie di comunicazioni tra amici e tra persone che forse potrebbero infastidirvi. Scorpione, quadratura di Marte e di Luna oggi non è proprio una domenica proprio distesa e rilassante, cercate però di impiegarla bene utilizzando il tempo al meglio. Riposate pure, ne avete bisogno, Marte richiede molta energia. Sagittario, splendido trigono per voi che vi fa sentire energici, forti, passionali, con voglia di fare, di andare, e quindi date sfogo alle vostre pulsioni. Oggi anche fare un po' di sport sarà molto gradevole. Capricorno, una giornata oggi che prevede tutta una serie di impieghi dei pianeti zodiacali in maniera più o meno costruttiva. Tornate a essere strateghi, amerete progettare. Fantasia per Acquario, con questa luna opposta a Marte che si aggiunge, per cui oggi sarete molto ironici e sarcastici su tutto quello che vi dà fastidio. Pesci, oggi lo zodiaco ha in serbo per voi un po' di riposo e osserverete comunque il confronto tra due persone che avete tentato in tutti i modi di mettere d'accordo. Cercate di essere più salomonici. La data è il 1 giugno 1967 e la musica sta per cambiare per sempre. Gli eroi della musica popolare, i Beatles, lanciano il loro monumentale album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E non siamo solo noi a dirlo, la prestigiosa rivista Rolling Stone lo ha definito il miglior disco di sempre nella sua lista dei migliori 500. Come si dice quando senti un ronzio improvviso nelle orecchie? In inglese si usa l'espressione "someone's ears are burning". Letteralmente le orecchie di qualcuno stanno bruciando. Ma qual è l'origine di questo modo di dire? Pare che risalga all'antichità, quando si credeva che un fastidioso fischio nell'orecchio destro indicasse che qualcuno stava parlando bene di te, mentre un ronzio nell'orecchio sinistro indicava il contrario, era cioè sinonimo di malelingue. Noi diciamo mi stanno fischiando le orecchie. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Scopriamo oggi Timothy Leary, il visionario psicologo che ha rivoluzionato gli anni 60. Fu espulso da Harvard per i suoi esperimenti con l'LSD, che considerava una chiave per aprire le porte della mente umana. Timothy fu un uomo eccentrico, arrestato per possesso di marijuana, evase di prigione e addirittura progettò di congelare il suo corpo dopo la morte. Le sue ceneri vennero lanciate nello spazio, l'unico modo di sperimentare l'universo inesplorato che tanto amava. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande. E noi di domande ce ne facciamo sempre di nuove, per cui continuate a seguirci domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.